Eder. Mech. Pallister. Sembra che Claudio abbia querelato la negoziante Wind per diffamazione aggravata relativa alle affermazioni sullo stato confusionale con cui chiedeva dov'era sua moglie Liliana. A mio avviso, oltre a rischiare l'archiviazione della querela, potrebbe poi correre il rischio più grosso che venga aperto un fascicolo a suo carico per calunnia perché, in assenza di testimoni terzi, ci sarebbe la SIT del 29 dicembre 2021 che darebbe credibilità al racconto della negoziante su questo punto. Visto che Claudio in quella sede dichiarò di aver appena ricevuto un messaggio su WhatsApp da Silvia Reidin, cugina di sua moglie. La querela di Claudio quindi potrebbe facilmente apparire una querela strumentale da lite temeraria agli occhi degli inquirenti. A mio avviso gli converrebbe fare rapidamente la procedura di remissione della querela, sempre che poi venga accettata dalla negoziante Wind. Nel video di oggi una persona molto competente non era d'accordo con l'idea di Sterpin di agire legalmente contro l'operatrice della Wind, ma Sterpin ha fatto bene o non ha fatto bene? Ecco il parere di un avvocato. Questo tizio che parla di calunnia è un cazzaro. La calunnia presuppone una rappresentazione consapevolmente falsa intesa a simulare l'esistenza di un reato. Nella fattispecie, Claudio denuncia semplicemente la lesione della sua reputazione e onorabilità per essere stato pubblicamente additato come confuso, esagitato e, soprattutto, mistificatore rispetto alla versione Wind. Al contrario, è dimostrato che è stata la signora a mistificare una prima versione successivamente ritrattata. La questione potrebbe essere, invece, rilevante. Soprattutto se dovesse emergere la reale motivazione che ha indotto la signora Wind a mentire. Magari il cerchio magico di Sebastiano è intervenuto? Dov'è finita la brunetta? Sarebbe interessante interrogare i clienti Wind dei giorni antecedenti e successivi per verificarne la presenza in negozio. Eder, se tu cambiassi prospettiva per una volta, vedresti un mondo diverso. 1. Sterpin non ci ha mai raccontato il contenuto delle telefonate del 13 e 14 dicembre 2021. 2. Adulti che usano codici per comunicare. Sterpin disse, nel primo periodo, che si erano promessi di cancellare tutti i messaggi. Era una donna sposata. Se cancellavano tutti i messaggi, quindi 0 tracce per il marito, allora perché caos scrivere in codice? E se i codici si riferivano ad altro? 3. Ti sembra normale che, in regime di 3 anni di carso, caverne, freezer, congelatori, temperatura a 0 gradi, Sterpin non abbia mai menzionato la sua botola con addirittura un lettino? Ti ricordo che lui era fra quelli che accusarono Visintin di aver omesso di proposito l'esistenza della sua officina. Anche la Micheli omise di essere poche decine di secondi dopo Liliana, facendo la stessa strada. Lei lo sapeva benissimo o di sicuro aveva dei dubbi al proposito. 4. Sterpin disse: lei è morta per difendere me? Perché lo ha detto? Non ti fa pensare. E se Liliana gli avesse detto che il marito voleva ammazzarlo? E lei ha cercato di fermare il marito? O c'era di mezzo qualcosa di illecito e lui fu la vittima sacrificale? Covalero cosa c'entra in tutta questa storia? Eppure nel primo periodo era chip and chop prima con Sterpin e poi con Visintin. Non sto alludendo alla storiella di Katia. Tutto questo ti sembra normale? E le varie coincidenze strane? All'inizio si parlava del principe azzurro, Sterpin, che salva la donzella, Liliana, dall'orco cattivo, Visintin. Ora la storia è talmente contorta e intrigante che sinceramente penso che il più pulito abbia la rogna. Infine, pensi veramente che Liliana abbia detto semplicemente al fratello: se mi succede qualcosa ci sono dei codici dietro a un quadro? La difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano,
incinta di 7 mesi, sta ultimando il ricorso in appello, che sarà depositato nelle prossime settimane. La strategia difensiva mira a ottenere una riduzione della pena, contestando in particolare il riconoscimento delle aggravanti della premeditazione e della crudeltà, entrambe ritenute decisive dai giudici della Corte d'Assise di Milano nel comminare la massima pena. Nel corso del processo di primo grado, le avvocatesse di Impagnatiello, Giulia Gerardini e Samantha Barbaglia, avevano sottolineato la condotta grossolana tenuta dall'ex barman nelle ore successive all'omicidio, evidenziando come questa non fosse coerente con il profilo di un assassino metodico e stratega. Così come dipinto dall'accusa, secondo le legali, Impagnatiello non avrebbe premeditato il delitto per mesi, come invece sostenuto dalla procura e riconosciuto dai giudici. Inoltre, ritengono che il massacro con 37 coltellate non debba essere considerato un atto di particolare crudeltà, ma piuttosto il risultato di una perdita di controllo momentanea. L'obiettivo del ricorso in appello è quindi quello di contestare l'impianto accusatorio e provare a ottenere uno sconto di pena, magari evitando l'ergastolo. La Corte d'Assise di Milano, nelle motivazioni della sentenza depositata a febbraio, ha invece delineato un quadro completamente opposto, attribuendo a Impagnatiello una pianificazione lucida e spietata dell'omicidio. Secondo i giudici, l'ex barman avrebbe pensato e progettato l'uccisione di Giulia per quasi 6 mesi, arrivando a concretizzare il piano il 27 maggio 2023, quel giorno, dopo un incontro tra Giulia e l'altra donna con cui lui aveva una relazione parallela. Impagnatiello l'ha colpita con 37 coltellate, di cui 11 mentre era ancora viva. Nella sentenza si legge che la vittima ha avuto la consapevolezza di stare morendo insieme al bambino che portava in grembo, elemento che per i giudici aggrava ulteriormente la brutalità dell'omicidio. Nelle motivazioni della condanna, i magistrati spiegano come Impagnatiello abbia agito per proteggere la sua immagine pubblica, rifiutandosi di affrontare le conseguenze delle sue azioni. Secondo la Corte, l'imputato non voleva assumersi la responsabilità davanti ai familiari e alla società di aver indotto Giulia ad abortire, ma neanche desiderava la nascita del bambino. Un dettaglio inquietante che emerge dalle carte del processo è il fatto che, appena 2 giorni dopo aver convinto Giulia a non interrompere la gravidanza, Impagnatiello abbia cercato sul web modi per avvelenarla. Questo elemento è stato considerato dalla Corte come una prova evidente della premeditazione, andando a rafforzare la tesi accusatoria. Con il deposito del ricorso nelle prossime settimane, la difesa di Impagnatiello tenterà di scardinare il teorema accusatorio e ottenere uno sconto di pena. La Corte d'Appello sarà quindi chiamata a valutare se le aggravanti riconosciute in primo grado siano effettivamente sostenibili o se sia possibile ridimensionare la condanna. Il caso, che ha sconvolto l'opinione pubblica, resta uno dei più emblematici degli ultimi anni, sia per la brutalità dell'omicidio, sia per la sua premeditazione, sia per la freddezza con cui Impagnatiello ha tentato di depistare le indagini nelle ore e nei giorni successivi al delitto. Ora, la parola passerà ai giudici d'appello, che dovranno decidere se confermare l'ergastolo o rivedere la condanna. Un dolore incolmabile ha travolto Antonino Fricando, il fidanzato di Sara Campanella, la giovane di 22 anni brutalmente assassinata a Messina per mano di Stefano Argentino, un collega universitario che da tempo nutriva un'ossessione per lei. Fricando, sconvolto dalla tragedia, ha espresso il suo lutto e la sua disperazione, raccontando il loro amore nato solo pochi mesi prima e la totale assenza di segnali che potessero far presagire un pericolo imminente. Antonino Fricando ha affidato ai social il suo strazio, pubblicando un commovente addio alla fidanzata. «Ciao amore mio, tutto questo non doveva succedere, non a noi due», ha scritto, aggiungendo parole che trasmettono il senso di vuoto e incredulità per la tragedia che lo ha colpito. «Mi è stato tolto un pezzo del mio cuore, la mia bambina. Tenetevi sempre stretto chi vi ama e amatelo alla follia, perché la vita può cambiare in un batter d'occhio». Nonostante il dolore, Antonino ha trovato la forza di ricordare l'amore che li legava e di rinnovare le sue promesse. «Amate come se fosse l'ultimo giorno, baciatevi come se fosse l'ultima volta, ma soprattutto vivetevi. Stasera ti ho perso»,
amore mio. Ma ti prometto che manterrò ogni promessa che ti ho fatto. In un altro post, Fricando ha ribadito il suo impegno a non far dimenticare Sara e a chiedere giustizia per la sua morte. Andrò avanti per te, porterò il tuo nome in alto, perché meriti giustizia per quello che ti hanno fatto, meriti di essere ricordata per ciò che sei stata, una ragazza educata, studiosa, gentile con tutti e, soprattutto, la persona che mi ha aperto gli occhi. Ciao, piccola mia. Ti amerò per sempre, te l'ho promesso, ricordi? Ti amo. Sara Campanella è stata uccisa a soli 22 anni per mano di Stefano Argentino, un 27enne di Noto, collega universitario con cui, secondo alcune ricostruzioni, aveva avuto un rapporto amichevole, ma che non ricambiava i sentimenti ossessivi di lui. Il delitto è avvenuto al termine di una lite. Argentino l'ha seguita e poi l'ha colpita alla gola, lasciandola agonizzante in strada. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze, hanno rapidamente portato all'arresto del sospettato. Un particolare agghiacciante è emerso dalle indagini. Poco prima di essere uccisa, Sara aveva inviato un messaggio vocale a un'amica, manifestando il timore di essere seguita da Argentino. Tuttavia, nonostante la crescente inquietudine per il comportamento morboso del ragazzo, non lo aveva mai denunciato. Dopo il delitto, Argentino ha tentato di far perdere le proprie tracce. Gli inquirenti sospettano che abbia ricevuto aiuto da qualcuno per la fuga, ipotesi su cui si stanno concentrando le indagini. Intanto, il giovane dovrà trovare un nuovo avvocato, poiché Raffaele Leone, il legale che inizialmente aveva ricevuto il mandato dalla famiglia, ha scelto di rinunciare alla difesa del 27enne, definendo la sua decisione una scelta personale. L'interrogatorio di Argentino è fissato per il 2 aprile, all'interno del carcere di Gazzi, dove è attualmente detenuto in attesa della convalida del fermo. L'omicidio ha lasciato sotto shock la città natale di Argentino, Noto, i cui abitanti non riescono a capacitarsi dell'accaduto. Il sindaco Corrado Figura ha espresso il dolore della comunità, dichiarando: "Siamo sconvolti per quanto accaduto ed esprimiamo alla famiglia della giovane vittima tutte le nostre più sentite condoglianze. Il giovane fermato non l'ho mai visto a Noto, presumibilmente frequentava poco la città." Anche l'ex sindaco Corrado Bonfanti, che conosce la famiglia di Argentino, ha parlato del dramma che ha colpito entrambe le famiglie. Gente onesta, con la cultura del lavoro e sempre rispettosi. Il pensiero è per loro, ma soprattutto per la famiglia della giovane Sara, un dolore straziante per tutti. Nel frattempo, a Misilmeri, città d'origine della famiglia di Sara, il sindaco Rosario Rizzolo ha annunciato l'intenzione di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali e di organizzare una fiaccolata in memoria della giovane. Un ennesimo femminicidio che stavolta toglie la vita a una nostra giovane concittadina e studentessa. Una comunità scossa che perde una figlia. Aveva compiuto 22 anni solo pochi giorni fa, il 15 marzo. Dobbiamo seguire sempre gli adolescenti fin da dentro le famiglie. Anche Maria Concetta Zaccaria, madre della vittima, ha parlato della perdita devastante della figlia con parole cariche di dolore. In questo momento c'è solo da fare silenzio. Dobbiamo fare silenzio per Sara che era un angelo sulla terra. Sara era il sole e noi ora siamo al buio. Il femminicidio di Sara Campanella è l'ennesimo caso che solleva interrogativi sulla necessità di prevenire la violenza di genere e di riconoscere i segnali di pericolo prima che sia troppo tardi. La sua morte, come quella di tante altre vittime, lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi l'amava, ma deve anche servire da monito per un cambiamento concreto nella società. Mentre la giustizia farà il suo corso, il ricordo di Sara continuerà a vivere nelle parole del suo fidanzato, della sua famiglia e di tutti coloro che chiedono che tragedie come questa non accadano mai più. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.